Vi diamo il benvenuto a Sochi, al Gran Premio di Russia. Questa è una delle 8 città nel mondo che ospita sia le Olimpiadi che il Gran Premio di Formula 1. È una gara che si è dimostrata difficile da gestire per chiunque si trovi dietro le prime due file. Vediamo se le cose cambieranno quest'oggi. Costruita lungo le sponde del Mar Nero, la pista di Sochi è lunga 5,8 km e attraversa alcune delle strutture costruite per i Giochi Olimpici Invernali del 2014. La vicinanza delle barriere rende i sorpassi più insidiosi, ma considerato che il 56% del circuito viene affrontato alla massima velocità, non ci annoieremo di certo. Un'arena degna della lotta per la vetta delle corse. A condividere con noi le emozioni della gara di oggi c'è Luca Filippi. Grazie per essere qui, Luca. Come vedi la gara di oggi e quali sono le condizioni del circuito? Mi sembra faccia piuttosto freddo, per cui sarà difficile mantenere le gomme alla temperatura ideale per ottenere la massima aderenza. Quando la pista è fredda si fatica a tenere alta la temperatura delle gomme e questo naturalmente riduce il grip e può portare a commettere errori. Prima di iniziare rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. L'uomo della pioggia si... Boom! Bella raga, ciao a tutti dal Commendore Veneziano. Ragazzi, dopo delusioni, dopo crisi, dopo che fortuna, la fortuna di Singapore, è arrivata un incredibile pole in Russia. Non so che dire ragazzi. Giro perfetto, forse il PC è un po' rimbambito, non lo so, ma 6 decimi a Bottas. E distrutto completamente, Gigi in penalità. E non lo so raga, so solo che è qualcosa di incredibile quello che è successo raga. Prima poi in carriera in Russia, ma che poi in Russia, boh, veramente, non so che dire, non so che dire. Devi andare così, qua leggermente meno. E niente raga, andiamo, l'obiettivo è chiaro che il podio, ci spero, è chiaro che non è detto perché dopo in gara è tutto un altro passo e tutta un'altra difficoltà, però intanto arriva la prima pole in carriera, per un sogno. Vai, 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 si parte. Gran Premio di Russia. Come in Austria, siamo primi dopo la prima curva. È pazzesco, è incredibile. Ecco, subito, stai zitto, Kume. Stai zitto, che è meglio. Fai più bella figura. Adesso vediamo in quanto mi superano. Però c'è da dire che con tutti i pezzi a posto cambia molto la monoposto. Vabbè, è chiaro. Non possiamo pretendere di vincere la gara con sta macchina. Però intanto la soddisfazione c'è. Magari sfruttiamo qualche bug. Vettel ci prova, ma prova a chiudere. Ok. Bisogna stare molto attenti perché qua i commissari sono molto rigidi per quanto riguarda le penalità, Me ne sono accorto in prova libera. Non si può sbagliare niente. Infatti, mamma mia, primo giro comunque non all'altezza. Va bene, dai. Siamo anche in standard. Una bella partenza, proviamo a salire adesso. No, dobbiamo difenderci, che salire non ce la faremo mai. E adesso sarà un dramma. Dai che però lo teniamo, dai che non c'è, finché non c'è il DRS. Ok. Però qua niente, qua ci superano tutti qua. E ci ha preso la posizione anche Vettel. Lo sapevamo raga, lo sapevamo. Però almeno la soddisfazione della prima pole in carriera. Concentrazione massimale qui in Russia. Perché siamo in Russia ragazzi, in Russia. Mamma mia.
Comunque abbiamo il primo motore come prestazioni e questo ci sta aiutando moltissimo in una gara così piena di rettilinei. E comunque mettere i pezzi usurati, secondo me rispetto agli altri anni è ancora peggio. A Singa Power ci è andata bene, ma non possiamo più permetterci una roba del genere. Ho letto i commenti della cagata in Italia, Monza. Siamo andati un po' deficienti, ma va bene, insomma. Comunque in una gara così veramente la nostra Power Unit ci sta salvando il culo, che è la Mercedes. Per chi non lo sapesse, noi siamo la prima scuderia come motore per il momento a livello di prestazioni. Certo, perdiamo tanto in telaio, che siamo la penultima. Per il momento comunque stiamo tenendo abbastanza bene, i primi due però sono in leggera fuga. L'obiettivo è il secondo podio stagionale, lo possiamo fare in una gara favorevole, ma non pensavo così tanto. Ok. Molto bene, però adesso loro hanno il DRS purtroppo e io no, questo è un grosso problema. Meno male che abbiamo un gran motore. Per il momento non se ne sta andando Vettel, Bottas già di più a 5 secondi. Andiamo un po' lunghi, ma va bene. Anche qua. Distacco dall'auto davanti, 2,9 secondi. Dai, spingi. Mamma mia. Qua la teniamo. Yes. Teniamo la posizione molto bene. Dai, Leclerc, non rompere i maroni. Sfruttiamo tutto il tracciato possibile comunque. Però comunque qua si vede che abbiamo un ritmo migliore, Buono, si rivede una buona Kumenda GP. Ogni tanto abbiamo degli sprazzi. Ok, e ok. Un po' di vantaggio su Verstappen e Leclerc, dai, non sta andando malissimo. L'ingegnere ci ha detto di Bottas che ha dei problemi, vediamo se veramente rallenta. E adesso andiamo ai box. Box in questo giro. È il momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo giro. Sarebbe bellissimo arrivare terzo in un secondo podio. Dopo il secondo posto austriaco. Le gomme, le comincio a sentirle non proprio al top. Stiamo perdendo tanto adesso. Stiamo perdendo tanto. Meno male, ripeto, il motore mi salva. Perché ho un gran motore. Per quello se posso dedicarmi anche ad altro. Dopo è chiaro che dovrò sviluppare un po' anche di nuovo il motore, perché sennò vado in basso. Però sai, sono primo, posso dedicarmi ad altro intanto.
rientrato ai box. Vettel ai box. Non ci credo. Mamma mia. Cosa ho rischiato. Non ho rotto niente per fortuna, mamma mia. Se rompevo i box, ciao. Mamma mia, tanto traffico c'è però, Yes. Veloci. Non dare gas. Oh yes! Rimaniamo davanti a tutti questi, godo. Cosa c'è? Cosa c'è? Ok. Ultima sosta. Adesso teoricamente non ho più soste. Buono, grandi anche i miei meccanici. Impeccabili. Non ho perso posizione da quelli che sono andati ai box, bisogna capire quelli che andranno adesso. Speriamo adesso con le gomme nuove di recuperare qualcosa. Vai Cube, spingi, spingi. Comunque grosso traffico per le Red Bull, Per Verstappen traffico. No, 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 no. Ecco, devo sbagliare proprio in sto giro qua, ovvio. Zio Ken. Mick ai box, guadagni una posizione. Mick è rientrato ai box. Mick ai box. Un po' lungo, ma va bene. Ok. Voglio mantenere il terzo posto, raga. Ok, sì, davanti a Charles, siamo davanti a Charles. Per il momento tutto sta andando bene. Verstappen invece ha perso tanto e godo, mamma mia se godo. Hamilton partiva ultimo invece, adesso vediamo dove sarà dopo la prima sosta. Prima è unica perché qua ne basta una teoricamente. Solo che Leclerc è comunque un osso durissimo purtroppo. E non sarà facile tenerlo dietro. Ma noi ci proviamo con tutto quello che abbiamo. E comunque ci serve, oggi diciamo che non serve il bagarotto, anzi sono andati ai box, quindi adesso per piacere no safety car, grazie. Ok, però Leclerc è molto molto vicino. Ok. Siamo quarti perché? Ah, c'è una Racing Point ancora fuori. Stroll è in testa. Ok. Deve ritirarsi uno davanti o Leclerc, così ho la certezza del podio, salvo errori miei. Ecco, tipo questo, mamma mia. Dove stavo andando qua? Dove cazzo stavo andando? Male, male, molto male. Non posso permettermi errori contro Charles. Meno male che serve tanto motore qua e io ne ho. La macchina ormai è a centro classifica come prestazioni. Ma noi stiamo portando a casa un miracolo qua.
14,2 secondi. Ok. Buono, buono, buono. Leggero contatto con Charles che vede... si andrà ai boxi, che stupido. Dopo vedremo anche il replay. Ma veramente Charles per superarmi mi è venuto addosso. E deve andare ai box. Cazzi tuoi Charles. Poi comunque vedremo il replay della cagata leclariana. Quindi adesso abbiamo veramente una bella possibilità, Adesso guidando normalmente possiamo assolutamente portare a casa il podio. Sinceramente non ho voglia di safety car, quindi per piacere no grazie. Ne abbiamo viste anche troppe quest'anno. Ma errore scandaloso di Charles. Tranquilla, nessun ritiro. E stiamo portando a casa un podio ipermeritato. Alla fine nell'ultima, dopo la sosta ho perso pochissimo, perché ero a 15 e 16, sono a 16 e 19, ho perso 3 secondi nella seconda parte di gara, Seconda parte di gara molto molto importante per il Kuma. Che abbiamo proprio cementato la terza piazza. Secondo podio ragazzi. Ma questo è molto pesante. E arriva dopo una pole position. Arriva dopo una pole position incredibile. In una gara che ormai mi rendo conto di amare, soci. È una gara che fa per noi. E sta maturando un terzo posto incredibile. Pochi chilometri separano Veneziano da un terzo posto incredibile. Ho perso molto in questo giro, per forza, non ho neanche mai usato l'ERS, bene. Vabbè, ma fotte sega, ormai è andata. Vince Valtteri. Verstappen bloccato ai pit. Leclerc deficiente. E il resto, ciao. E il Cume già alza la manina il Cume, yes. Oh yes. Splendido lavoro. All'inizio del weekend ero un po' preoccupato, invece è andata alla grande. Mamma mia, primo posto in qualifica, terzo Gigi, pilota del giorno, bravo Gigi. Una vittoria festeggia Toto. fa calare il sipario su questo fantastico Gran Premio di Russia. Beh, Luca, dove pensi si sia decisa la gara di oggi? Grande Valtteri. Il risultato finale. Penso che la maggior parte del risultato derivi dal temperamento. Ha mantenuto il controllo mentre tutti gli altri Mamma si mia, perdevano. che telecronista, E ha ragazzi. di ottenere il massimo dalla vettura, di massimizzare la strategia e di rimanere Verstappen chiude sesto alla fine. Ha trovato traffico alla sosta dietro di me. Si apprestano a salire sul podio per la cerimonia di premiazione. Quella di oggi è Grande stata una Valtteri, vittoria bravo di Vettel, ma squadra, guarda il risultato di Veneziano. una prestazione Secondo eccellente a podio tutto in il carriera. campo. Congratulazioni alla Mercedes. Dopo prestazioni un po' buie, torna sereno in casa come in GP. Champagne! Oh yes! E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Beh, oggi, mondiale alla di fine il Monza. mio Il leader fastest, della classifica sperava ho in girato qualcosa di bene, no, ho meglio, girato ma il bene, sono campionato molto si molto prospetta più soddisfatto. interessante. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca, ma chi è Veneziano stato il pilota decimo del posto a giorno, secondo 52 te? punti nella Devo rispondere costruttori. Lewis Hamilton. Sembra Più una 7 scelta della ovvia, visto che Force stiamo India. parlando di un pluricampione del mondo. Beh, in win game, ma veramente ha sbagliato Leclerc. Non ho assolutamente mai cambiato la traiettoria. Perfetto. Ultimi dubbi svelati. Prestazione stupefacente. Di sicuro sarà una gran soddisfazione. Grazie amore, grazie. Sarai felice di essere sul podio. Emozionato me l'aspettavo. In realtà no, ma vabbè. Stai sorprendendo tutti. Sono migliore in pista, sono. Hai lasciato qualche pezzo sul tracciato. Buono raga, un saluto del comandante veneziano. Stiamo veramente andando alla grandissima.
Nel prossimo video facciamo vedere un po' le statistiche e tutto quanto. Quanto Sainz massacrato. Qua saliamo a livello 9, perfetto Mick, insomma. La scuderia sale invece, benissimo, andiamo a livello 12. Soldini arrivano, tutto perfetto. Raga, un saluto veramente dal commendatore veneziano. Ciao!